L'estate sta finendo e un anno se ne va. Arrivederci estate, le spiagge venete si concedano dai mesi di sole e di vacanze, ma è un saluto tutt'altro che triste. Certamente non lo è da Bibbione, dove anzi l'arrivederci ha più gusto, il gusto irresistibile dei formaggi veneti. Sono loro infatti i protagonisti del September Fest, la festa di chiusura della stagione estiva bibbionese, un evento che addolcisce l'arrivo dell'autunno e dei primi freddi con il calore della festa e soprattutto con i sapori del territorio. E a farla da padroni sono appunto i prodotti di Aprola, l'associazione produttori di latte del Veneto, che hanno conquistato i palati dei molti turisti stranieri presenti. Le manifestazioni e gli eventi a cui partecipa Aprola e che organizza talvolta anche Aprola sono importanti perché danno la possibilità di presentare i prodotti che vengono realizzati dai caseifici, cooperative e privati del Veneto dopo aver raccolto l'ottimo latte dei nostri produttori. Quindi questo è un momento di presentazione dei prodotti, in questa occasione è un momento di presentazione ai consumatori dei paesi dell'est, agli austriaci che sono qua in ferie e quindi è un momento per allargare anche il nostro orizzonte. Vedi il turista che viene, assaggia il prodotto e lo compra. La cosa più bella è che torna il giorno dopo, lo ricompra e ti chiede dove lo può trovare al di fuori di questa situazione. Vuol dire che effettivamente il gusto che cercavano l'hanno trovato. Dai formaggi duri come l'intramontabile Grana Padano ai formaggi a pasta molle come la Casatella Trevigiana, ai sapori di montagna dei formaggi di Malga o a quello inebriante del formaio imbriaco. Impossibile da esaurire la varietà di un'offerta, quella dei prodotti caseari veneti, che ogni estate Aprola promuove con successo nei litorali italiani. Prodotti in gran parte a marchio, ma tutti ugualmente rappresentativi del miglior Made in Italy. Ma credo sia proprio quella ricerca del Made in Italy. Se pensiamo che le esportazioni continuano ad aumentare, quando sono qua c'è sempre più la cultura di venire per assaggiare le tipicità, per assaggiare i nostri prodotti. Come la moda, anche l'enogastronomia ha la sua valenza in Italia, è ricercata e sempre di più ci rendiamo conto di questo. Una volta c'erano gli americani e qualche europeo, adesso vediamo che ci sono paesi, per esempio la Francia, che è quella alla quale sono aumentate in più le esportazioni, che si sono resi conto che i nostri prodotti sono i migliori. Bisogna sicuramente approfittare di questo.